Oggi ci troviamo sulla strada del vino dei sapori del Friuli Venezia Giulia e vi do il benvenuto nell'azienda agricola Blazic. Questa azienda nasce nel 1923 grazie a mio trisnonno. Ad oggi rimane un'azienda familiare specializzata sulla viticoltura. Produciamo vini, imbottigliamo vini, soprattutto vini autoctoni, che sono il friulano, la ribolla e la malvasia. La nostra azienda si sviluppa su 7 ettari circa nella zona di Zegla, questa è località Zegla, sul confine della Slovenia. Proprio alle mie spalle vedete infatti le prime case della Slovenia. Siamo in conversione biologica, lavoriamo appunto questi 7 ettari che sono dislocati su 3 zone, una di Capriva del Friuli, una a Zegla e una delle vigne alte. Oltre agli autoctoni produciamo anche gli internazionali che sono un Sauvignon e un Pinot Grigio. Ma a parte questi vini, quello che almeno a me dà più entusiasmo sono le due riserve. Una è un Pinot Bianco. In questo momento in commercio troverete il Pinot Bianco 2016. Un Pinot Bianco è un vitigno armonioso, anche se internazionale, uno dei più espressivi di questo territorio dal mio punto di vista. Un'altra riserva, che è quella, il fiore all'occhiello fondamentalmente, ora vi spiegherò non solo di questa azienda, è lo Zegla. Zegla è un friulano 100%, quindi non è un blend, ma è un vitigno al 100% friulano, Tokai, che viene prodotto solo e esclusivamente da vigneti di questa collina, esclusivamente friulano. Questo vino viene prodotto da 3 aziende. Io, Blazic, i miei 2 vicini che sono Renato Keber e Eddie Keber. Ognuno produce la propria uva, vinifica il proprio vino e imbottiglia il proprio vino. Tutti e 3 però abbiamo la stessa etichetta, quindi la stessa fronte, ma solo sulla retroetichetta c'è la distinzione dell'azienda agricola. Vinificazione, 3 giorni di macerazione circa, fermentazioni spontanee, un affinamento di circa 2 anni in botti grandi di legno, dopodiché il tempo necessario in acciaio o cemento fino al raggiungimento del 5° anno, perché questo vino uscirà in commercio dopo il 5° anno di affinamento. Ha un bouquet floreale veramente ampio e quello che vi colpirà è la freschezza di questo vino. Non direste mai che ha 5 anni di vita e soprattutto ha una prospettiva veramente lunga. In bocca si sente tutta la varietà del Tokai, ma porta con sé tutto quello che è il nostro territorio. Qua si sente veramente il nostro microclima, si sente la nostra terra che è la Ponca. Ha un'ottima struttura, molto piacevole, molto fresco, buona acidità e soprattutto un retrogusto che permane nella bocca per veramente molti minuti. Bene, vi aspetto qua, località Zegla 16 da Blazic. Grazie a tutti, a presto.